Sì, sì, tutto molto bello perché c'è sto sole che peta, veramente Italia peta, peta significa scalda molto, no? Però contemporaneamente, come ti dicevo, c'è questa piacevolissima Brezza fresca che è qualcosa di paradisiaco, indescrivibile, veramente. Se fosse sempre così, io nel periodo di estate cacca veramente verrei qua a lavorare. Un sasso celeste, che forte, perlinato, pralinato, è un sasso un po' frufru. Ecco, gli ho trovato il sacchettino di sassi da portare alla Alessia, perché tutti regalano i fiori, no? Che banalità, se va avanti da millenni di anni ormai questo discorso dei fiori. Invece Singano, no? Che lancia a nuova moda 2020, estate 2020, regalare sassi e morose. A parte che no, forse no, il discorso dei sassi anche quello va avanti da millenni, perché regalano i sassi di smeraldi, topazi, oro, hai capito? Sono sempre sassi, no? Cioè sono minerali alla fine, cioè il loro valore intrinseco probabilmente è nullo, è pari a zero, ossia è una cosa gratuita, presente in natura, è l'uomo che gli assegna un valore economico, hai capito? Quindi sulla base di questo ragionamento ho una borsa dei gioielli preziosi per amorosa. Urco, ma spariva Andrea del T4? Se nasconde se imbarcasse. Andrea del T4! Senti l'eco, si risponde tutti i T4 del Veneto e arriva tutti qua, ti trova il T4 raduno, niente perso. Va bene, dai, Luzzapa va avanti, fa il briga e dopo si perde. No, probabilmente credo sia andato dalla parte della cascata della Soffia, in quella direzione dove c'è praticamente il bar, quindi io ci posso arrivare riprendendo lo skate e facendo la stradina che è di qua, ok, che è asfaltata, e quindi ci arrivo. Cioè, no, arrivo qua, dove sei tu? Oh, cosa devo combinare? In Vicentino, cosa devo combinare? Sei in Paduano, ah? Oh, e qua, cosa devo fare? Sì! Cioè vogliono proprio che mi riempia di zecche. Cioè guarda, questo è proprio il posto perfetto. Cioè primavera, che è il momento in cui sono più assetate di sangue in assoluto, in mezzo a tutto questo verde incalpestato, che dove vanno a riposarsi, vanno in letargo, di solito sotto gli alberi. Non te monti mia in camper mio, eh? Guarda che c'è, guarda insetti, guarda, che bello. Quanta micro natura, no? Questa micro realtà, questo secondo mondo da osservare e ingrandire. Che bello, molto bello. Guarda qua, una felce selvatica. Ma sei verde? No, perché da piccolo sono cresciuto, no, col bagno schiuma del mia nonna, il felce azzurra, e ora uno cresce pensando che la felce sia azzurra. Invece no, felce è verde. Però no, fermo, guarda qua. Cioè divieto di fuochi, e dopo guarda come ti mettono i rami qua. Cioè è un po' come, non so, una bella figona ti sbatte le tette in faccia e ti dice non toccare. Cos'è là? Chi c'è là? Una lucertola, ma non credo qua lucertole. Forse è un serpente della morte. Sì, più probabile. Un boa, un'anaconda, sì, piuttosto che una lucertola. Un drago del Komodo. Aio! No, adesso so io sta fermo, però prima era tutto un... Senti che profumi. Tu mi dirai, da cosa Singano? No, non so mi andava a scuola di odori. È Singano che ha fatto il grafico, e anche a male, nel senso che del grafico proprio là non ci hanno insegnato niente, ho fatto tutto fai da te, come altre cose, handmade. Ecco. Fermo Andrea.
Quello è un ramarro grande, verde fluorescente, cazzo appena attraversato, non ho fatto tempo a prenderla però qua a sinistra, butta l'occhio se c'è ancora. Cosa? Probabilmente sono quelli che fanno rumore, un ramarro da chilo. Prima avevo indovinato prima a dire il drago del Komodo, più o meno. Oh Italia, tu ricordi tu il mister? Ho appena detto anche lui, attenzione, in questa zona, che io ho detto ai ragazzi, loro non ci credevano, è strapieno di zecche, comunque lui è qui del posto, diciamo. Comunque una cosa che ci tenevo a ribadire è che non è vero che le zecche ci sono solo dove passano gli animali, assolutamente no. E altra cosa, precisazione da tenere abbastanza di conto, è il fatto che adesso siamo in primavera e la primavera è la stagione in cui sono più accanite. Ciao Italia! No, era anche là con le tette fuori. No. Prima c'è un magneto. Che schifo di videomaker che hai, Italia. Oh, l'Italia, fermo, fermo. Tac, tac. Mi sono spostato, guarda, pulmino nuovo. ho lavato pulmino. Sono nell'area sosta di Limena e adesso proviamo a vedere se vanno le colonnine della corrente. Eccole qua, vedi? Perdono pezzi. Interruttore generale 1, 2, 3, 4. Io le butterei tutte giù, accendo e vediamo. Oh, bello pulito, disincrostato, è passato col sgrassatore. Allora, da qua là. No, aspetta, io mi ero fatto aggiustare le prese della corrente, quindi ora dovrei avere una misura intermedia giusta, diciamo. Perché una è una prolunga e l'altra, vediamo, porca miseria. Allora, questa è la prolunga, questa è quella lunga, quindi questa è quella corta che però in teoria mi ero fatto allungare. Dubito, vediamo. Quindi ok, questa diciamo teniamola sotto come eventuale prolunga. Ma strano, mi pareva di averle fatte aggiustare, cioè aggiustare nel senso regolare come lunghezza. Boh, che teoria. Mondo di uomini, fatto di uomini, pronti a rincorrere. Se no, partono deboli. Devo attaccarle per forza tutte e due. Eh sì. No, ma maschio o femmina, scusa. Pieno di ragnatele. Infatti non va Italia, proviamo a vedere, qua è tutto su. Proviamo. Cioè qua c'era come si dice, un casino di polvere. Vabbè, proviamo le altre, pieno di ragni. Cioè è tutto su, ragazzo. Vediamo, ma non ho sentito nessun beep. Dovrebbe far beep. Vediamo, fatti 2:20 è spento. Dovrebbe far beep il coso, come si dice, almeno l'inverter, quindi dovrei sentirlo. Niente, provo a spostarmi di là. Qui cosa abbiamo? Che prese sono queste? Prese che non si aprono, aspetta. No, non sono neanche prese. Questa è st'altra colonnina. Ma cosa sono ste robe? Ah, per programmare, ok, con l'RGI. Boh, Italia, boh. Non ne ho la minima idea. Mi sembra tutto abbastanza in disuso, cioè qua è tutto su. Il guasto in un circuito può causare l'interruzione dell'alimentazione delle altre prese, ho capito, ma boh. Ah, c'è da provare a spegnere l'interruttore generale e riaccenderlo, aspetta. Magari non faccia una sorta di reset, hai capito? Non pare aver sentito nessun beep. Difatti 220 ancora spenta. Vabbè, proviamo dall'altra parte. Allora, se non dovesse funzionare di là, mi rimetto qui. Che ho almeno avere una vista più tranquilla, cioè ho la siepe qua, il muro e lì il gazebino, insomma, per cenare fuori. Io a sto punto dubito, però
Ciao, non è anche chiusa. Peccato non funziona. Vabbè, peccato. Quindi a sto punto cazzo faccio? Vado avanti, sto qua, non so neanch'io. So, da una parte va bene perché ho lavato il camper, ho lavato la casa, ma dall'altra avevo fatto anche quasi il piano di acqua, perché ho detto mi fermo, mi faccio un'altra doccia, quindi l'unica è guardare adesso nel Singanolefono se c'è un'altra area camper gratuita o qualche altro posto carino qui nelle zone o verso, diciamo, Jesolo, perché volevo ritornare dall'Alessia. E boh, vediamo.